ricevuto messaggi da tutta Italia dicendo eccezionali, impareggiabili. A Roma i portavoce nazionali dei gruppi del 9 dicembre dichiarano la protesta ad oltranza chiedendo nuove elezioni e un ricambio parlamentare. Se qualcuno pensava che si sarebbero stancati, basta che faccia un giro al presidio di Soave. Qui dormono ormai da 5 giorni, pranzi e cene bollono nei pentoloni come i brulè ad ogni ora. Ci sono i bagni chimici e arrivano cibo e abiti in continuazione per chiunque. Anche troppi, così oggi è stata la giornata della solidarietà in onore della santa più amata dai veronesi, Lucia, che ogni anno porta doni ai bambini. E allora giocattoli, abiti caldi e cibi pronti, arrivati qui durante la giornata, sono ripartiti con destinazione famiglie bisognose. È un modo per sopperire alle troppe carenze, denunciano, di questa classe politica. Finalmente le nostre coscienze si stanno risvegliando da questo sonno voluto, ci hanno addormentati. Finalmente riprendiamo ciò che è nostro. Tra cartelloni più o meno forti riecheggiano tutti i motivi di questa che loro stessi definiscono ormai non più una protesta, ma una rivolta. Io ero un artigiano e da circa 6 mesi non lavoro più, ho chiuso la mia partita IVA, non lavoro più, perché il circa 65% di quello che io produco va allo Stato. Dal 2008 ad oggi, che siamo nel 2013, quindi sono passati 5 anni, non ho mai trovato un lavoro continuativo, sono precario e è giunto il momento di basta. E parte un appello direttamente al Papa. I ragazzi hanno sentito Papa Francesco che parlava di distribuire le ricchezze. Per noi sarebbe una gioia immensa avere il vicario del Cristo qua da noi, in mezzo al popolo, in mezzo proprio alla parte produttiva del paese, e ricevere la messa proprio dal vicario del Cristo.